Io mi chiamo Giampaolo Bazzoni, sono nato in Posto d'Oro, sono Posto Torreso e posso dire che sono figlio d'arte, come mi dice. Anche babbo, che in battisterio era Peppino Bazzoni, come interpreta si chiamava Marinaro e ha fatto un libro di poesie eh, assai conosciuto, ma soprattutto assai apprezzato, in maniera da dare addirittura che un'amministrazione comunale l'ha intitolato una piazza. Quindi io sono nato in un ambiente in cui la lingua materna, come ti dici, era proprio di casa, anzi in questo caso si dice la lingua paterna. Ma ho cominciato a interessarmi poi della scrittura di questa lingua quando era fuori dalla Sardegna, era in continente ed era un fatto quasi di nostalgia di musica, ma non tanto Bariggosi e pare bassonaggi che aiutassero, ma proprio per la mancanza di occasioni per poter fare già in questo faveggio nostro, in questa lingua. E allora chi, siccome non aveva passione per fare in portoghese, questi personaggi mi erano inventati un poco, mi erano inventati commenti, scrivendo una commedia. No? E io ragionavo con questi personaggi di così, e così è nata una prima commedia, che da poi quando sono tornato in Ogga l'aiutata ad una compagnia che è stata rappresentata, da poi hanno scritto a 6 a 6 onde di queste commedie. Allora ha scritto, naturalmente, mi ha scritto vocabolario, ha scritto una grammatica, ha scritto un romanzo, ha scritto poesie, insomma ha scritto 11 libri pensava, compresi altri 2 o 3 libri che non hanno niente a che vedere con lo sassarese, lo portoghese, insomma. Comunque, è come dopo chi fa. Devo dire una cosa, Pozzodorra la storia sua ha avuto 3 momenti importanti. La prima al tempo dei Romani, Turrisi di Bisonesi, la seconda volta è quando nel Medioevo, quando poi è stato il regno di Torres, eccetera. Il terzo momento importante per Pozzodorra è l'arrivo delle fabbriche e della zona industriale. Questa zona industriale ha rappresentato qualcosa di incredibile, ha rivoluzionato un poco tutto. Lo titolo, una fabbrica di sogni, che non era soltanto una fabbrica che produceva cose, materiale, eccetera, era proprio un'occasione per poter far sognare i giovani di questo paese. E il suo romanzo è una storia che non è solo la storia di un personaggio, una storia di una famiglia di campagnoli. E il suo Salvatore è un campagnolo che ha già conosciuto, naturalmente si chiamava in un'altra maniera, e mi ha raccontato questi particolari che poi io ho buttato il romanzo. Quindi è un personaggio vero e che come dire, ha vivuto proprio in prima persona queste cose che io ho raccontato. Ecco. E quindi è un personaggio vero, autentico. Come diciamo così, è autentica tutta la storia di questo raccontato da me in questo libro. L'ambiente naturale di questa gente che era campagna, una gente che ha vivuto sempre, era campagna e quindi in un certo isolamento, e con certe regole, che sono le regole della tradizione. E dall'altra parte a un certo punto v'è un altro ambiente completamente diverso,
da prima, e che è in contrapposizione appunto con chi ci sono le tradizioni, i modi di vivere di chi sa niente di campagna. È uno dei motivi proprio di discussione, poi c'è in discussione da questo libro, è proprio questa contrapposizione di questi due ambienti, no? E da base di questo giovane, a un certo momento, aveva visto una soluzione nuova ai problemi tradizionali e ha avuto il coraggio di ribellarsi a quelle che sono le tradizioni, soprattutto alla volontà della mamma, che è un personaggio particolare e che ha sempre avuto mano ferma nella conduzione della famiglia e della campagna. Allora, il personaggio della mamma è un personaggio un poco forte, naturalmente con tinti particolari, insomma, però direi che non è una novità per la Sardegna. In certi paesi all'interno della Sardegna, soprattutto, una stessa dominanza da parte della femmina e la famiglia è sempre stata. Questa famiglia che vive in campagne di Bosco d'Orla viene da terre interne della Sardegna, quindi in qualche modo questa femmina ha l'autorità di rifemminilizzarsi. In più, essendo mostro marito, ha dovuto accentuare questo tipo di comportamento, diciamo così. Non vuol dire niente di particolare, cioè serve a punire in contraddizioni le due situazioni, ecco. Per quanto poi riguarda gli altri personaggi femminili, beh, gli altri personaggi femminili sono, come ti dico, sono personaggi di contorno, direi, di Sardegna, perché servono alla costruzione della storia più che altro, quindi non vuole dire niente di particolare, ecco. Non so cosa rispondere, è difficile rispondere a questa domanda. Io non ho voluto dare soluzioni di questo tipo. Io penso che abbia voluto raccontare una storia così come è capitata e mi sono, come ti dico, mi sono astenuto da fare commenti di questo tipo, quindi lascio agli altri ogni considerazione per questo fatto. Questa scena è stata voluta proprio perché rappresenta a un certo punto una, come dire, una presa di posizione definitiva quasi da parte di questo giovanotto che è vero che era a un certo punto incantato da tutto quello che ci dicevano della fabbrica e della vita della fabbrica, ma ha avuto pure una certa delusione per certe situazioni che si sono verificate. In questo momento, darsi chi fa, in questa maniera, passare va, lo salvabili, in questa campagna che era in preda a questo disastro che era successo, non dico l'ha fatto tornare sui suoi passi, ma comunque l'ha posto elementi di riflessione ulteriore su questa cosa. Quindi tutta la sicurezza che va via prima
e poi sta un po' in forze da questo avvenimento, in si è inteso una torre protagonista in questo momento, protagonista di una vicenda, di un fatto che non riguardava la nuova vita e la fabbrica, ma riguardava la vita del campagnolo, questa vita che ha sempre fatto fino a questo momento. Ecco, questo mi pare che sia l'idea che viene fuori, che venne fuori da questa cosa. Penso che tutte le storie possono essere utili e necessarie, sia le storie che riguardano l'attualità, sia le storie che hanno riguardato il passato. Noi siamo invece in una situazione in cui il passato ha ancora qualcosa a che vedere con il presente, in posto d'ora in modo particolare. Anche questo è la storia della petrolchimica, è la storia delle fabbriche ancora oggi sta ponendo problemi assai manni. Quindi, diciamo di così, una riflessione ad abbò della lettura di questo libro può essere poi interessante oggi.